Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Benvenuti a questo evento organizzato da ENAIP-Net, il consorzio degli ENAIP del Nord Italia, ENAIP Veneto. Oggi parliamo di una tematica che sta molto a cuore alla nostra organizzazione. Parliamo dell'evento Talenti in Azioni, strategie per l'inclusione nelle STEM per un futuro a zero emissioni. Una giornata, un pomeriggio anzi, che ospita relatori e relatrici di rilievo. Vorrei aprire questo pomeriggio e il panel a seguire, intanto invitando il dottor Alessandro Agostinetti, direttore dell'unità organizzativa programmazione e politiche del lavoro della direzione lavoro della Regione Veneto. Direttore della direzione. Con una lunga e consolidata esperienza dirigenziale in Regione, il dottor Agostinetti coordina la programmazione degli interventi del Fondo Sociale Europeo e delle politiche attive per il lavoro, con una particolare attenzione al capitale umano, all'orientamento e alla formazione. La sua visione strategica sul ruolo delle competenze per lo sviluppo regionale è fondamentale per inquadrare il tema di oggi. A lui la parola per un saluto istituzionale. Grazie. Velocissimamente, perché poi ci sarà modo di confrontarci. Intanto i saluti della Regione del Veneto. Noi siamo qui, siamo vicini di stand. Vi invito a venire a trovarci, soprattutto a partecipare all'esperienza immersiva, no? Che tocca i temi core qua dell'intelligenza artificiale e dell'umanesimo. Quindi per me è un piacere essere qui con voi, poi ci confronteremo su questi argomenti. Ci pensavo in questi giorni cosa dirò, cosa diremo insieme, e sicuramente ci si trova sempre di fronte a modelli culturali, alla società che rispetto a elementi che sono così un po' scontati, poi guardiamo i dati, guardiamo le situazioni e ci meravigliamo, no? Come uomini soprattutto ci meravigliamo che ci siano ancora queste differenze nel salario, nell'accesso alle professioni, eccetera, e quindi poi ci sentiamo un po' in colpa, ecco, e quindi su questo poi ci confronteremo. Quindi grazie e lascio lo spazio poi alla presentazione successiva e ci rivediamo fra poco. Grazie, dottor Agostinetti. Allora, per entrare nel tema della giornata, che è un po' anche il tema del Job Orienta di quest'anno, tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale, ENAIP-Net ed ENAIP Veneto presentano due progetti. Uno che rappresenta un po' l'orientamento faro da parte della Commissione europea, che è quello della creazione dei cosiddetti COVE, cioè dei centri di eccellenza della formazione professionale. E l'altro che ha un focus specifico sulla promozione della rappresentanza femminile nelle STEM, soprattutto con percorsi di mentorship e role modeling. A questo punto io introduco velocemente la mia collega Carla Spagnolo, che vi parlerà di questi due progetti e poi daremo avvio al panel di discussione. Grazie.
Grazie Emanuela, buon pomeriggio, benvenute, benvenuti, è un piacere essere qui assieme a parlare di questo tema che ci appassiona molto, che ci sta molto coinvolgendo e che come ENAIP stiamo portando avanti con azioni a livello internazionale, in rete, con un mondo che si espande fuori dall'Italia, va in tutta Europa e oltre i confini europei. I due progetti di cui adesso vi darò qualche breve cenno sono due progetti molto simili nei presupposti, simili in alcuni tipi di attività, ma con delle differenze importanti fra di loro, e sono i due progetti che danno la cornice, il presupposto a questo pomeriggio, a questo momento che condivideremo. Sono entrambi progetti Erasmus. Il primo di cui vi parlo è questo COVE, STEM Europe. Questo titolo indica l'educazione inclusiva nelle STEM, quindi scienze, matematica, tecnologia e ingegneria, nei centri di eccellenza professionale. Eccellenza professionale intesa come la capacità della formazione, dell'istruzione professionale di rispondere a esigenze di un territorio specifico e esigenze di un mercato del lavoro, un mondo che sta cambiando. Cos'è un COVE? Un COVE è una sigla inglese che sta per Center of Vocational Excellence, dove con Vocational Excellence si intende appunto eccellenza nell'ambito della formazione professionale. È un programma che la Commissione europea sta portando avanti per creare un ecosistema di competenze, quindi una sinergia, una coabitazione fra il mondo della formazione professionale, il mondo delle scuole, l'università, quindi il mondo della ricerca, e poi le imprese, il lato ricevente di queste future lavoratrici, di questi futuri lavoratori che si inseriscono in un mondo molto fluido, in un mondo che sta cambiando a una velocità, oserei dire, quasi vertiginosa. Quindi il presupposto di questo progetto. Qui è un raccogliere due filoni di un tema che in realtà è amplissimo, perché le sfide della STEM in Europa non basterebbe probabilmente una giornata intera per sviscerarle assieme, ma evidenziamo questi due punti nello specifico, quindi la carenza di alcune figure specializzate nelle carriere STEM e il mismatch, cioè la non aderenza fra la domanda di competenze e competenze che stanno cambiando sempre più velocemente e le competenze che vengono offerte nella formazione, nel mondo della formazione al momento. Quindi su questo presupposto STEM Europe sviluppa questa idea, quindi attrarre studenti, attrarre studentesse alle discipline STEM da mondi che nella STEM di norma sono sottorappresentati o addirittura quasi per nulla rappresentati. Qui vedete ci sono alcuni di questi gruppi elencati: donne, ragazze, persone portatrici di qualsiasi forma di disabilità, persone che vengono da un mondo migratorio e persone che vivono in un contesto a ridotte possibilità socio-economiche. Ce ne sono due di evidenziate perché, essendo un progetto di respiro europeo, non tutti i territori, non tutti gli ambiti territoriali coinvolti svilupperanno tutti i filoni, ma nel contesto italiano, per svariati tipi di motivazioni, verranno sviluppati soprattutto questi due filoni, quello migratorio e ovviamente il motivo per cui siamo oggi, la presenza di donne e ragazze nel mondo STEM. Questa è una panoramica di dove ci troviamo in Europa. Come vedete, un COVE è un progetto che ha una portata territoriale molto ampia, perché per ciascun contesto territoriale coinvolge 3 tipi di organizzazioni, quindi la ricerca, la scuola e poi il mondo del lavoro. Cosa fa questo progetto? Qui ci sono elencate, esplose le attività di questa lunga avventura, e quindi abbiamo il tema del far brillare gli occhi alle ragazze. Mentoring, role model, cioè dimostrare tramite le professioniste che sono già in questo mondo che c'è un mondo, c'è uno spazio per le ragazze e invitarle a prenderlo con sempre più forza. Dei programmi che raggiungano con attività molto concrete, molto coinvolgenti, addirittura le studentesse che ancora non sono nemmeno ingaggiate nella formazione professionale, ma sono in potenza. Stiamo parlando di ragazze molto giovani, 11-13 anni. Sensibilizzazione, quindi abbattere stereotipi tramite campagne social che nascono dalle attività di progetto, e poi la chiusura del sistema, formare i docenti, formare
le figure che devono accompagnare, che devono accogliere e hanno bisogno di un occhio, di una lente diversa rivolta a questi background, perché un conto è invitare chi non è ancora entrato a provare ad aprire la porta e un conto diverso è invitare chi è già dentro ad aprire la porta e a rendere questi spazi percorribili per chi vuole entrare. Praticamente in continuum con STEM Europe vediamo così a panoramica anche quest'altro progetto, Elevate. Stiamo parlando di un progetto Erasmus Plus che ha sempre come tema, come focus, quello di valorizzare la presenza di donne e ragazze nel mondo STEM, però con un taglio più particolare, più specifico su un settore emergente in questi anni che è il settore SEB. SEB sta per Smart Electricity for Buildings, quindi tutto il mondo dell'elettricità intelligente per gli edifici. È un tema in fortissima espansione, un tema di cui abbiamo già prove, abbiamo già polso, pensiamo alle varie intelligenze artificiali che magari abbiamo in casa, con cui dialoghiamo, che sono un piccolo presupposto di un mondo in espansione che integra possibilità non solo per chi utilizza, chi abiterà questi spazi, ma anche per i lavoratori e le lavoratrici che ci lavoreranno, che non saranno più solo elettricisti e elettriciste, di cui si sente parlare poco, ma saranno anche informatici, saranno anche meccanici, saranno persone, figure che dovranno essere pronte per affrontare a tutto tondo un tema che incrocia molte competenze diverse. Quindi, ne ho già accennato, un progetto Erasmus Plus che ha come focus ragazze e donne nel mondo SEB, nel mondo Smart Electricity for Buildings. Sono carriere non solo sempre più richieste, ma carriere molto qualificate, carriere che daranno grandissime opportunità, non solo a livello retributivo, ma anche proprio a livello di sviluppo personale e umano. E direi che sarà anche un tema, una sfida proprio per l'equità di genere a più livelli. Questo è di nuovo una panoramica di chi ci accompagna in questa avventura. Siamo capitanati da Hellenic Mediterranean University basata a Creta. È un'università che sta portando avanti questo sviluppo del settore SEB, di competenze per il settore SEB anche in altre iniziative in cui ENAIP è coinvolta. Cosa vogliamo fare? Per raggiungere questo risultato di coinvolgere le ragazze nel settore SEB vogliamo usare la forza trainante della formazione professionale, quindi la formazione professionale come vettore, come unificatrice del mondo, raccordo fra il mondo della ricerca e del mondo del lavoro. Anche qui vedete questo tema di ispirare, no? Far brillare gli occhi a donne e ragazze e sensibilizzare per permettere a chi già lavora in questi mondi o chi ha a che fare con questi mondi di avere un'ottica diversa sull'entrata di queste figure, di queste future elettriciste con la E. Perché è importante per noi? Perché abbiamo constatato anche proprio per avviare il progetto che nelle carriere elettriche le ragazze quasi non ci sono. È stata una sorpresa per noi, ci aspettavamo una sottorappresentazione più forte in ambiti come la meccanica e invece i dati all'interno delle scuole ENAIP parlano chiaro. Nel settore elettrico le ragazze quasi spariscono, non ci sono. E quindi nonostante ci siano politiche, ci sia un impegno culturale a livello europeo, anche a livello nazionale e territoriale in questo momento, non basta. Serve più impegno, serve un impegno più capillare, più diffuso per permettere a donne e ragazze di entrare in questo mondo. E quindi eccoci il ruolo della VET, quindi della Vocational Education and Training, della formazione e istruzione professionale, nel permettere a questa condizione di verificarsi. La forza nell'esempio. Ancora una volta ritorna questa idea di costruire percorsi specifici, ma anche di permettere di guardare avanti al futuro. Io vi ringrazio, ripasso la parola alla mia collega Emanuela, ringrazio le nostre relatrici, ringrazio il nostro relatore e buon lavoro. Grazie.
La narrazione sui progetti nei quali lavora ENAIP ci aiuta ad entrare un po' di più nella tematica di cui andremo a discutere adesso, no? In questo binomio tra umano e tecnologico è importante valorizzare tutti i talenti, ma soprattutto i talenti femminili nelle STEM. Lo facciamo all'interno di un panel che unisce istituzioni, ricerca accademica, mondo professionale e impresa. Permettetemi di presentarveli brevemente tutti. Allora, il dottor Alessandro Agostinetti lo abbiamo già introdotto, in questo caso è il portatore della visione politica e delle strategie per lo sviluppo del capitale umano. Avremo con noi la dottoressa Federica Bressan, ricercatrice presso la Venice School of Management. Oltre a studiarle, si impegna concretamente ad abbattere le barriere invisibili per le donne nelle STEM, attraverso azioni di allyship e mentorship. Coordina anche il Ca' Foscari Competency Center, formando studenti e professionisti a quelle competenze trasversali come pensiero critico e leadership, che sono il cuore dell'approccio STEM. La dottoressa Francesca Domeneghetti, ingegnere civile, socia e direttore tecnico di Planum SRL. La sua azienda ha recentemente ottenuto la certificazione per la parità di genere. È lei stessa un attivo esempio di come si promuove una cultura tecnica inclusiva, collaborando con l'Ordine degli Ingegneri e le università per creare corsi di studio come quello sulla transizione ecologica che attraggano più ragazze. Infine la professoressa Monica Montopoli, professoressa associata di farmacologia all'Università di Padova e associate investigator al VIM, l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare. Ricercatrice di successo in un campo scientifico d'avanguardia, è un modello visibile per le giovani studentesse. La sua esperienza è fondamentale per parlare di come sostenere le ragazze che scelgono percorsi di ricerca scientifica nelle discipline STEM, in rappresentanza anche della Fondazione Bellisario, delegazione di Venezia. Inizierei con lei, dottor Agostinetti, che ci ha portato una presentazione. Le lascio il puntatore. Grazie. Devo dire che sono un po' emozionato, nel senso che è un tema molto complesso, secondo me, ci coinvolge tutti, perché io ho due figlie e hanno scelto delle facoltà non STEM. D'altra parte sulla loro scelta io non ho più di tanto inciso, devo essere sincero, nel senso che il papà non è che lo ascoltano molto. E in questi giorni ho pensato cosa dirò. Sicuramente c'è un aspetto istituzionale molto forte, perché la regione su questo investe, ha investito e investirà, per cui sicuramente alcune cose le posso dire con orgoglio, nel senso che le abbiamo fatte, le abbiamo costruite, le abbiamo progettate, le abbiamo seguite, gestite, e ci sono dati e informazioni utili. Però rispetto al tema più in generale, quale sarà il futuro e quanto riusciremo a smuovere, no, alcuni stereotipi, pregiudizi, situazioni sociali, onestamente a volte ci sentiamo molto impotenti, per cui anche se posso dirvi che la Regione ha raddoppiato gli investimenti finanziari su queste priorità, di fatto poi sappiamo che quello che facciamo è veramente poco rispetto a quello che si potrebbe e dovrebbe fare, perché la domanda è: cosa possiamo fare per cambiare la società? Continuare a spingere, continuare a fare ognuno nel suo un piccolo passo, in modo tale che poi le cose possano cambiare. Dirò delle ovvietà, però a parte alcuni numeri che ci saranno nella prossima slide, sono andato anche a rivedere il rapporto statistico Istat 2025, dati 2024, e su tante cose in effetti ci si domanda perché le donne, ci sono più donne laureate tra i 24 e i 35 anni rispetto agli uomini, eppure nelle posizioni apicali ci sono più uomini. Perché ci sono più uomini che si iscrivono al liceo scientifico rispetto alle donne, e quindi tutte le facoltà scientifiche ci sono più uomini e più donne? Purtroppo è un portato, no?
di un atteggiamento che nasce nella famiglia e nella vita, su cui noi non abbiamo un controllo diretto. Parlo della mia esperienza di vita personale. Io stesso sono stato, come dire, indotto a studiare giurisprudenza piuttosto che fisica, perché mia madre mi disse: ma tuo papà non ce l'ha fatta ingegneria, tu non ce la farai mai, no? Basta una frase di un genitore in un momento difficile e già tu hai cambiato la tua vita, non fai fisica, fai giurisprudenza. Immagino delle bambine che da piccole gli regalano le Barbie, il ferro da stiro, matematica le donne non capiscono niente, eccetera, e questo penso sia il risultato. Poi però, per carità, penso che perdiamo il talento che non è né maschio né femmina, il talento è il talento, ognuno dovrebbe trovare il suo posto, e probabilmente però, rinunciando a questa linfa vitale, alla presenza femminile in ambiti, diciamo, più scientifici, probabilmente ci impoveriamo tutti. Per cui le donne studiano di più, probabilmente riescono meglio negli studi perché sono più diligenti, anche questo forse è un pregiudizio, ma in realtà poi alla fine non le troviamo né nelle posizioni apicali né dove probabilmente ci servirebbero di più. Cosa può fare l'amministrazione regionale? Programmare seriamente degli interventi che possano cominciare a lavorare su questo fenomeno, e lo abbiamo fatto con questa iniziativa che molti di voi penso conoscano. È un programma di qualche anno fa ormai, ma ha uno sviluppo attuale, e praticamente all'interno di una grande azione finanziata con 10 milioni di euro, che è questa delibera del 2022, abbiamo aperto, e chiaramente una delle linee era proprio sullo sviluppo delle competenze nell'ambito STEM e STEAM. Per cui da questo progetto, che è stato sviluppato diciamo così sul territorio attraverso 24 progetti, di cui credo 4 o 5 si occupavano specificamente della tematica, abbiamo finanziato delle borse, in particolare delle borse di ricerca, per cui giovani ricercatori / ricercatrici si sono occupate nell'ambito di questi progetti della tematica dello STEM e dello STEAM. Vi porto alcune risultanze, alcune evidenze di queste ricerche. La prima cosa che si è vista appunto è che la diseguaglianza nelle discipline scientifiche in realtà non è omogenea, nel senso che a seconda anche della disciplina la partecipazione delle donne è diversa. Per esempio ci sono ambiti che sono probabilmente vissuti come adeguati, passatemi il, congrui rispetto a una vocazione femminile, in particolare la biologia e le scienze, dove la presenza di maschi e femmine è praticamente paritetica. Via via scendiamo, no? Matematica e chimica abbiamo già una prevalenza maschile, 40-60, in fisica si scende alla partecipazione femminile del 30%, fino a informatica e ingegneria, in cui le studentesse sono al di sotto del 20%. Perché questo? Dalle ricerche, non lo dico io, quindi a volte le ricerche sono scoprire l'acqua calda, però ci serve anche scoprire l'acqua calda, perché ci confermano le nostre idee, le nostre intuizioni. Perché? Perché le ragazze si percepiscono poco portate per alcune discipline, quindi c'è un senso di non autoefficacia, quindi di sfiducia nelle proprie capacità nell'affrontare determinati ambiti. Già nei progetti presentati ci sono le risposte, no? I programmi di mentoring, i progetti in cui le bambine e i bambini, no, sono messi alla prova, per cui paradossalmente ci sarà anche lo stereotipo al contrario, no? Che un maschio dovrebbe fare certe cose, una bambina altre. Invece probabilmente bisogna rompere tutte queste barriere. Per cui dalle scuole elementari, dai primissimi anni di vita, probabilmente tutto l'ambiente educativo dovrebbe essere finalizzato a
a mettere a disposizione di bambini, di bambine e di bambini esperienze che gli permettano di sviluppare un'identità che non sia avversa alle materie scientifiche, in particolare per quanto riguarda le bambine. E su questo ovviamente è una banalità, ma è così: i genitori e gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale. Poi lo si vedrà dopo chiaramente, però quella che è la canalizzazione formativa, no? Se nel liceo scientifico ci sono più maschi, poi questo chiaramente si porta dietro il fatto che all'università, nelle ambiti più scientifici, probabilmente ci saranno più maschi che donne. Poi in generale la donna viene sempre fuori dalle ricerche, ha bisogno di essere sostenuta anche dopo, cioè prima può fare la scelta che più aggrada a ciascuna persona, no? Cioè, qui nell'ambito dell'autonomia e libertà individuale, secondo me bisogna essere molto fermi e andare in una direzione giusta, ma dopo c'è la vita, e la vita vuol dire che quel gap, diciamo, nell'ambito della presenza nella formazione scientifica delle donne, poi lo troviamo come altri tipi di gap. Il gap per esempio retributivo, poi abbiamo il gap nelle pensioni, poi abbiamo il tasso di occupazione che vede questo divario uomo-donna che possiamo, diciamo così, stigmatizzare, ma che va compreso e va affrontato con delle progettualità. Quindi la donna va sostenuta nel mondo del lavoro, e qui ovviamente non bastano soltanto datori di lavoro che siano in grado di non mettere la riunione alle 8 di sera, ma anche probabilmente di avere istituti all'interno dei contratti collettivi e poi anche servizi che permettano il sostegno dei percorsi genitoriali piuttosto che dei percorsi di vita, in modo tale che sia possibile per tutti vivere serenamente anche quelle fasi più produttive della vita in cui i bambini sono piccoli, le bambine sono piccoli e c'è bisogno di fare determinati e magari la carriera in quel momento è nelle fasi critiche, delicate, per cui alla fine le donne restano indietro, perché è così che succede, no? Poi mi sembra che il tema fosse anche questo, no? Mi era stato chiesto di intervenire anche su questa parte qua. Non lo so, non vorrei dire banalità, sicuramente l'integrazione della parte dell'umanesimo, poi il tema anche della fiera, insomma, con la parte scientifica è molto forte, no? Per esempio mia figlia, per parlare del personale, ha una laurea in una materia assolutamente umanistica, italianistica, sta facendo un master in una cosa un po' più che gli dà un po' più di competenze scientifiche, e sicuramente questo per me è un match positivo, no? Per cui la capacità di interpretare il mondo con un occhio, diciamo, di chi ha una cultura antica, mi verrebbe da dire, no? Più antica dell'uomo, della filosofia, delle lettere eccetera, ma con la capacità di leggere i dati, di leggere i fenomeni. Se sarà questo il futuro, penso che questo sia il futuro per tutte le professioni, no? Nel senso, saper mettere insieme questi mondi. E se lo STEAM come acronimo vuol dire introdurre nel mondo scientifico o comunque ibridare con il mondo scientifico altre competenze, ovviamente questa è una sfida anche per il sistema formativo. Se saremo in grado di farlo, penso di sì, perché poi le sfide vengono sempre, diciamo, accolte dal sistema formativo. I progetti sono una testimonianza, no? Che in fondo le strutture, le realtà più strutturate o le realtà più che sono in grado anche di, diciamo, non solo di offrire servizi ma anche di pensare su quello che fanno, sicuramente raccolgono le sfide e portano avanti questa cosa. Io professionalmente mi sono occupato e mi occupo di più delle politiche del lavoro per i disoccupati in generale. Ovviamente abbiamo sempre nelle nostre attenzioni, le nostre priorità le donne piuttosto che i giovani e piuttosto che le persone più distanti dal mercato del lavoro. La nostra tensione forte è quella di superare il mismatch tra la domanda e l'offerta di lavoro, nel senso che bisogna
riuscire a intercettare i bisogni delle imprese di profili professionali e portare le persone non solo dal mondo della scuola, dell'università, ma anche dal mondo, diciamo così, di chi ha in qualche modo la carriera frammentata, piuttosto che una donna che è uscita dal mercato del lavoro deve rientrare, riuscire a offrire, diciamo, dei percorsi anche brevi, no? Anche brevi, che siano sostenibili per chi ha famiglia, per chi è in certe situazioni, per poter rientrare nel mercato del lavoro. In questo ambito la transizione digitale, la transizione verde sicuramente offrono ambiti diciamo, di lavoro abbastanza interessanti, perché si potrebbero immaginare dei cataloghi formativi, dei percorsi che possano accompagnare le donne disoccupate anche uscite dal mercato del lavoro per motivi X, no? Senza voler sempre dire che è la famiglia, per motivi X, che possono eventualmente poi rientrare attraverso questi processi. Quindi sicuramente il lavoro alla base culturale nelle prossime generazioni, non sappiamo quanto ci vorrà, no? Per superare il gap, per arrivare alla parità ci arriveremo, no? Nel senso che questo è chiaramente il destino. Sicuramente bisogna convincere di più gli uomini, bisogna lavorare molto di più sugli uomini, compresi quelli della mia età e soprattutto quelli della mia età che sono ancora nelle posizioni di potere che hanno acquisito, no, negli anni, e poi, diciamo così, mettere in piedi progetti piccoli o grandi per poter favorire, diciamo, i processi di trasformazione culturale su cui onestamente ogni tanto mi sento un po' impotente, onestamente. Ecco. Non so se è sufficiente. Io dico che se vi aspettate qualcos'altro. ha risposto molto bene a quelle che erano le domande di partenza che avevamo pensato, no? Sulle politiche territoriali che possono diventare prioritarie per assicurare che i talenti femminili effettivamente si intersechino in questa transizione verde e digitale. Dottor Agostinetti, io la invito a prendere posto, così come invito naturalmente la dottoressa Bressano, la dottoressa Montopoli e la dottoressa Domeneghetti ad accomodarsi, di modo tale che possiamo cominciare questo scambio di punti di vista. Intanto cominciamo col dire che è una piccola barriera, permettetemi di fare questo piccolo commento, e oggi la stiamo superando, no? Nel senso che abbiamo un panel a prevalenza femminile e questa è una conquista, nel senso che capita spesso di vedere dei cosiddetti manel, no? Panel ad esclusiva rappresentanza maschile, che di solito fanno passare la narrazione per cui l'autorevolezza è soltanto quella con un unico tono di voce, un'unica figura, eccetera, e contraddicono a volte quelle che sono, no, le politiche di inclusione e tutte le attività e iniziative che si fanno in termini di inclusione. Quindi oggi una piccola barriera l'abbiamo superata. E io comincerei dalla dottoressa Federica Bressan, quindi dalla ricerca universitaria. La ricerca Women in STEM ha evidenziato delle barriere invisibili. Quali interventi concreti pensa che possano demolire queste barriere nell'ambito della ricerca e del management? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie anche di questa opportunità di presentare una ricerca che abbiamo condotto, diciamo, tra l'anno scorso e quest'anno. E volevo anche anticipare che un pezzo di ricerca l'abbiamo fatto anche l'anno scorso all'interno della ricerca pari, quindi con SIADOM noi avevamo anche questo pezzo di ricerca. E ecco, in particolare poi ne abbiamo sviluppata un'altra che si chiama Women in STEM, dove siamo andate a intervistare 21 donne in posizione di leadership che lavorano in contesti di ingegneria, proprio per quel numero che citava anche lei prima, cioè che le STEM non sono tutte uguali, ma che in particolare le criticità si verificano soprattutto nell'ingegneria. Quindi abbiamo intervistato 21 donne in posizione di leadership, quindi fra virgolette che ce l'hanno fatta,
E per non essere tacciate di femminismo abbiamo intervistato anche un campione di uomini per verificare poi se anche loro le barriere che incontravano erano le stesse o erano diverse. E in effetti la ricerca ha dimostrato che le barriere che affrontano le donne sono diverse da quelle che affrontano gli uomini. La ricerca è stata anche longitudinale, non nel senso che abbiamo intervistato le persone più volte nel tempo, ma rimbomba un po'. No, noi sentiamo bene. Il pubblico, se ha ok. problemi di compressione rispetto all'audio, loro possono utilizzare le cuffie. Il pubblico ha a disposizione le cuffie che può assolutamente utilizzare per schermare tutti i rumori esterni, però il C'era microfono una- si una sente. ok, c'era un fischio forse, ma Mi dicono che c'è un fischio? comunque io procedo perché Sì. il tempo è tiranno, quindi adesso forse è meglio, vero? E sostanzialmente poi è venuto fuori, noi siamo andate a intervistare le donne e abbiamo chiesto com'è stato il loro percorso di carriera a partire dalla loro scelta delle scuole superiori, della scuola universitaria e poi com'è stato il loro ingresso nel mondo del lavoro e poi successivamente. E effettivamente le prime barriere si vedono proprio all'interno, proprio all'inizio, quando addirittura moltissime donne, la famiglia per esempio, che dovrebbe essere una delle prime figure che supporta le scelte dei propri figli, invece svolgevano un ruolo di barriera e dicevano no, ma dopo tu diventerai madre, dovrai andare a fare, è meglio se tu fai l'insegnante poi che è più facile la conciliazione. E stiamo parlando di una figlia che gli ha detto che non vuole fare la ballerina, vuole andare a fare l'ingegnere, capito? E quindi questo era un primo tipo di barriera. E sicuramente, è stato citato prima, le persone invece che hanno avuto un grosso supporto sono state quelle che avevano madre, padre, fratelli, sorelle, zii, parenti che lavoravano già in ambito STEM e che hanno fatto involontariamente da role model, da ispirazione, da rottura di barriera. Quindi sicuramente barriera, soluzione, o meglio, ok, barriera, soluzione, sicuramente chi lavora anche nell'ambito, chi ha la possibilità di intervenire anche nelle scuole, una rappresentazione precoce, un'esposizione precoce alle donne del mondo STEM, di modelli ai quali potersi ispirare sin da giovanissimi è fondamentale. Anche quando arrivano nel mondo universitario possono incontrare delle difficoltà e anche un po' di contesto, anche un po' vorrei dire docenti, universitari, ok, il clima non sempre del tutto favorevole e per questo è molto importante l'alleanza anche orizzontale tra donne e uomini, quindi anche tra colleghi maschi e femmine. E anche su questo, per esempio, c'è proprio una teoria che studiamo anche nel mondo accademico, che chi vuole approfondirla si chiama Social Identity Theory, per la quale in effetti non è sufficiente dire che c'è in un panel una donna, che c'è una piccola quota che c'è di presenza femminile, perché affinché anche questa presenza femminile possa incidere, possa sentirsi inclusa, possa portare a pieno le sue competenze, devono esserci più donne, cioè la quantità di donne e di uomini deve essere abbastanza numerosa. Poi anche una volta entrati nel mondo del lavoro, qua mi riporto anche appunto al fatto che anche il signor Agostini prima diceva quando le donne, com'è che quando si studia le donne sono 50 e 50 e poi quando si entra nel mondo del lavoro le donne non sono più così presenti? In effetti c'è questo fenomeno che si chiama opt-out, cioè io ho studiato magari anche una materia STEM, però il mondo del lavoro poi alla fine non è così accogliente, non mi permette di avere gli strumenti di poter continuare il mio sviluppo della carriera. Quindi preferisco, anche se ho una laurea STEM, spostarmi in un ambiente lavorativo dove ci sono più strumenti di conciliazione. Perché alla fine poi anche su questo non possiamo dire che ovviamente la famiglia è ancora poi un elemento discriminante. E tante donne hanno cambiato numerosi lavori e su questo noi abbiamo studiato appunto la career adaptability, quindi la capacità che hanno le donne, e qua dopo ci ricollegheremo anche sulle STEAM, che questa A che porta anche delle competenze trasversali, cioè
queste donne che sono arrivate in ruoli di leadership lo hanno fatto anche perché quando hanno avuto un momento dei contesti dove non erano inclusivi, dove non sono state valorizzate, dove sono state pagate meno e dove sono state valorizzate molto poche, hanno capito che era meglio, che un po' hanno cercato di cambiare il contesto, ma ad un certo punto sono andate a trovarsi i contesti migliori. E questo anche per l'azienda deve essere un campanello d'allarme, perché se vogliono le risorse migliori devono essere anche in grado di trattenerle, altrimenti avranno sempre lo stesso tipo di lavoratori e non avranno anche la diversità e la creatività che poi deriva da un contesto più inclusivo. Bene, grazie dottoressa Bressan, Grazie per questi davvero molto interessanti spunti di riflessione che sicuramente adesso verranno ulteriormente nutriti dal dibattito che si sta creando. E quindi, a proposito di chi ha scelto di non fare la ballerina ma di fare l'ingegnere, io chiederei alla dottoressa Domeneghetti, parlando un po' di questo focus, no? Carriera e imprese, in che modo le imprese del settore stanno integrando sostenibilità, digitalizzazione e presenza femminile, e perché secondo lei il mondo aziendale fatica ad attrarre donne in ruoli tecnici. Sì, mi sentite. Buongiorno a tutti. Allora, faccio una piccola premessa. Volevo fare la ballerina da piccola. Però non so perché io ho sballato un po' le statistiche. Mi sono iscritta al liceo classico. Poi, stanca delle materie umanistiche, ho scelto così di fare la pazzia e di buttarmi nel mondo dell'ingegneria. Il secondo anno in estate ero in regola con gli esami. La domanda che mi ha fatto il mio professore dell'ultimo esame, quindi 10° o 12°, non me lo ricordo, è stata: ma perché vuole fare l'ingegnere? Forse perché lo fa suo padre o forse perché lo fa il fidanzato, e poi è consapevole che dovrà andare in cantiere e sporcarsi. E questa è stata la prima di N testimonianze che potrei portare, ma dovreste stare qua fino alle 7 di sera, per cui sorvolo. E quindi così ho deciso di fare questo percorso. Io sono un ingegnere civile con indirizzo idraulica, sono uno di quegli ingegneri che ha lavorato su statistiche, probabilità di accadimento, gestione del rischio idraulico, quindi molto specializzata in una cosa molto tecnica, quindi modellistica, gestione del rischio, alluvioni, insomma cose molto tecniche e probabilmente anche difficili da comunicare. E poi nel mio percorso mi sono avvicinata invece anche a altre realtà e nel 2018 ho scelto di investire in una mia azienda. Con il mio socio abbiamo costituito Planum, che è una realtà, è una società di architettura e ingegneria che si occupa di progettazione integrata. In questa esperienza e probabilmente anche dopo, con il mio ruolo di vicepresidente all'Ordine degli Ingegneri di Venezia, mi sono dovuta poi scontrare con una realtà che è molto più vasta. Okay? Non ci sono solo calcoli e numeri, ci sono tutta una serie di elementi complessi da dover integrare, e lì ho capito che il gol l'avremmo fatto se fossimo riusciti ad integrare le diversità, e abbiamo cercato di valorizzarle queste diversità sia da un punto di vista delle discipline e sia da un punto di vista poi delle competenze e della diversità di genere. Nella mia realtà mi rendo conto che sia nell'attività che faccio di divulgazione come istituzione Ordine degli Ingegneri, sia nella mia realtà di titolare di un'azienda, mi rendo conto che le donne sono più preparate, sono più caparbie, hanno più voglia di emergere e di arrivare in fondo al percorso che hanno scelto. Quindi molte donne riescono a superare un po' il gap iniziale nelle STEM semplicemente, per poi arrivare dal mondo universitario alla realtà del lavoro.
Nella realtà lavorativa il problema è più ampio, si complica. Basti pensare anche semplicemente alle professioniste che decidono di avere un figlio o di fare famiglia. Nel momento in cui una professionista ha un figlio, la nostra cassa di previdenza è molto scarna, diciamo, in tema di previdenza e assistenza, no, alla maternità per le ingegnere e le architette. Quindi già quello è nel momento in cui ti viene a mancare un contributo economico importante, è già un primo motivo per cui tante donne difficilmente poi nel corso degli anni restano a fare la professione. È anche vero poi che è innegabile che ci sono ancora tanti bias cognitivi nell'ambito dell'ingegneria e delle professioni tecniche, no? Perché poi ci vuole tanto tempo da dedicare, sono ritenute delle professioni che hanno la necessità di impegnare tanta della nostra giornata in cantiere, in studio, nella progettazione, nelle riunioni che spesso vengono fatte alle ore possibili, perché poi le scadenze e le emergenze ci sono in qualsiasi momento. E spesso questo spaventa le donne che nella nostra cultura sono quelle che devono essere dedicate alla cura della famiglia, ok? Quindi diciamo l'attività che stiamo facendo noi, che è partita da qualche anno, perché non lo nego, noi per essere competitivi in qualche modo ci siamo dovuti avvicinare alla parità di genere e l'abbiamo fatto con una certificazione. Nel momento in cui l'abbiamo ottenuta ci siamo detti: adesso ce l'abbiamo, il bollino l'abbiamo messo, però per dare veramente concretezza a questa cosa che cosa possiamo fare? E quindi abbiamo iniziato un approccio diverso nel nostro sistema sostanzialmente aziendale, che potesse essere veramente d'aiuto per tutti e non solo per le donne, perché al giorno d'oggi ci sono tanti papà single, tanti ragazzi che hanno problemi, ragazzi o adulti o uomini comunque professionisti che hanno problemi con genitori che iniziano a diventare anziani. Quindi la cura non è più solo di appannaggio femminile, la cura della famiglia può essere di tutti. Quindi partendo da un concetto di parità di genere e aiuto e valorizzazione della figura femminile, siamo anche passati attraverso poi un benessere aziendale che potesse adottare delle misure che siano di integrazione e di inclusione per tutte le diverse tipicità di problematiche che affrontiamo nella nostra attività. E questo è quello che cerco un po' di portare sia in azienda sia quando mi muovo come ordine. Bene, grazie Francesca Domeneghetti. Adesso vediamo invece se il sogno di diventare scienziata da bambina è stato raggiunto da Monica Montopoli. Facciamo un focus un po' su mentorship e ricerca accademica. Il divario di genere è marcato nella ricerca. E quali strategie di mentorship e role modeling ritiene più efficaci per università nel sostenere le giovani studentesse a scegliere e restare nei percorsi scientifici? E come possiamo rendere le ricercatrici di successo modelli visibili e accessibili per queste giovani? Allora, ho realizzato un sogno e ho avuto una famiglia che ha creduto quando gli ho detto voglio laurearmi in chimica, tecnologie farmaceutiche. Mi hanno guardato, ho detto non capiamo cosa sia, ma va bene. E viene banalizzato sempre con farmacia, perché si discuteva prima, il farmacista è legato alla figura femminile, il tecnologo farmaceutico invece è più maschile. È vero che è difficile fare la scienziata, ma non tanto perché non è fattibile per la donna, perché è difficile entrare all'università a prescindere. È vero che dopo l'apicalità è maschile, quindi questo sicuramente nel mondo accademico questo è molto più spiccato che in altri contesti. Quello che passa però alle ragazze è fare la scienziata significa dover scegliere tra la vita privata e la vita invece di carriera, ed è questo che secondo me è sbagliato. Io sono mamma, vado in campeggio, è vero che poi se abbiamo appassionati di piante medicinali per cui magari in campeggio anche
cerchiamo le piante di nostro interesse, ma siamo persone normalissime che hanno avuto una grande fortuna, cioè passione e lavoro combaciano. Credo che deve passare il messaggio che fare la scienziata, ma come fare l'ingegnere, fare la laureata in economia, quindi ricerche in ambito, dipende dalla volontà, dalla determinazione, dalla passione e dalla professionalità, che sono a prescindere, non sono legati all'uomo o alla donna. È vero che un'educazione in cui ti dicono già da bambina tu devi fare la mamma, no? E io ho fatto la mamma, non ho perso una recita di mio figlio, però ho anche pubblicato su Nature, quindi questa cosa qui mi permette di far capire alle mie ragazze, le mie studentesse, si può. La Fondazione Bellisario, di cui sono diventata socia recentemente, ha questo valore, cioè il talento delle donne per le donne, quindi donne che hanno seguito in 1000 percorsi diversi, con fatica ma con determinazione sono arrivati a farcela, adesso sostengono i talenti delle giovani ragazze. E io credo che questo sia fondamentale, è stato detto anche dalle mie colleghe, cioè l'aiutarsi reciprocamente in un percorso che è un percorso alla fine semplicemente di autodeterminazione. Io credo che dobbiamo dare speranza, soprattutto io mi occupo anche di docenza, quindi insegno alle ragazze, di dire hai un sogno, è vero, può essere difficile, ma non partire dal presupposto che tu non possa farcela. Impegno, dedizione, studio, sì, cioè nessuno ti regala niente, è un mondo, come diceva la collega, loro vanno in cantiere, noi andiamo in laboratorio a fare magari esperimenti notturni perché il trattamento di 16 ore, o capita anche di sabato e domenica, ma non è quello che non ti permette di fare la mamma. È una logistica, è un'organizzazione che, devo dire, appartiene più alla donna però. Quindi. Bene, grazie. Mi è venuta in mente una cosa, possiamo quindi far passare il messaggio tale per cui chi ce la fa è vero che è brava, ma non è una super donna, è una donna. Sì, io mi considero una persona fortunata solo perché faccio un lavoro che è una passione, ma penso come le colleghe. Fatica, sì, ma fatica si fa qualsiasi lavoro, quindi non è solo fare l'ingegnere. Io penso che qualsiasi lavoro, io penso agli infermieri, ai medici, a chi fa il barista, a chi fa anche la badante, sono tutti lavori che richiedono fatica. Quindi la fatica, la determinazione, la differenza la fa anche avere anche il coraggio di superare certi stigmi, perché credo che a noi tutte è stato detto ma chi te lo fa fare? Vai in farmacia, hai il tuo orario, sì, ma non è quello che voglio fare, voglio essere felice anche di fare un lavoro. E l'altra cosa raccontavo, uno dei miei orgogli più grandi è quando mio figlio alle scuole elementari parlavano di scienziati, parlavano di Galileo Galilei. E gli ho detto, chi è che conosce altri scienziati? Lui alza la mano e ha detto, la mia mamma e tutti i suoi amici. E questo mi ha fatto capire che mio figlio ha capito anche che se sono contenta è perché faccio un lavoro che mi piace. Grazie, davvero illuminante. Io tornerei al dottor Agostinetti, perché forse si accennava in un ambito un po' meno formale della longevità. E quindi con la prospettiva di una vita lavorativa prolungata. E secondo lei ci sono misure concrete di upskilling, reskilling di determinate competenze che le viene in mente di voler suggerire per le lavoratrici? Per le lavoratrici e i lavoratori, direi a questo punto, sì, perché sì. se dobbiamo ragionare e essere inclusivi, non dobbiamo far pensare solo alle donne. Poi credo che la longevità è una sfida, perché la longevità si unisce anche poi al tema della denatalità, per cui il tema della denatalità e del cosiddetto inverno demografico ci coinvolge tutti, uomini e donne, più la società invecchia. Quindi il tema dei servizi da una parte, Sì. e del lifelong learning anche dopo la pensione, no? Per cui sarà che a me, in quanto curioso, piace imparare sempre cose nuove, ma penso che l'apprendimento sia una delle sfide, no? Anche
Probabilmente bisogna cambiare il modello sociale, bisogna pensare di far lavorare, ma non di far lavorare 40 ore a settimana, no? Cioè le persone che sono andate in pensione potrebbero avere dei ruoli, ma perché no la mentorship, no, perché no dei programmi specializzati. Una persona di esperienza può essere che sia tre volte alla settimana disponibile in azienda a fare determinate cose o all'università, per cui secondo me siamo di fronte a una sfida che non è solo quella di dire qual è il contenuto formativo più utile, ma probabilmente a ripensare alla nostra organizzazione sociale e ripensarla probabilmente dal basso, forse non dall'alto, no? Anche questo distacco che abbiamo, che insomma è evidente, adesso non voglio fare il commentatore politico da due soldi, però il fatto che la gente non va più a votare vuol dire che non si sente più, come dire, partecipe, che non pensa più che la sua scelta conti qualcosa, oppure pensa che quella politica lì non incida nella sua vita. Ma io ci riflettevo, io lavoro in regione, mi occupo di un ambito che è quello del lavoro, della formazione, io so quanto le nostre scelte spesso sono più tecniche che politiche, spesso i nostri assessori sono condizionati molto da noi, molto dalle regole, molto dai programmi, molto dai fondi, più di quello che la gente pensa, no? Scrivono i nostri cittadini al presidente che è vissuto come colui che risolve tutti i problemi e lo sarà anche così, no? Non dico di no, però alla fine rispondiamo noi, ognuno pro quota, alle persone che si aspettano molto, ma in realtà probabilmente dovremmo invertire questa logica e dal basso con forme di movimentismo, mi verrebbe da dire, ma non il movimentismo come dire quello che butta tutto per aria perché fa tutto schifo, perché non è così, non è così. Le istituzioni lavorano con una serietà che le persone non si sognano nemmeno. Facciamo anche noi le ore strane se serve, a cominciare dall'epoca del Covid in cui ci trovavamo di notte, no? Guardo Gianfranco De Fosco, a fare le riunioni per trovare il modo di risolvere alcune tematiche. Per dire, adesso dico quello è un'emergenza, però non solo in quel momento lì. Per cui c'è questo distacco, per esempio, che a me preoccupa moltissimo dell'opinione pubblica rispetto a quello che facciamo noi nelle istituzioni pubbliche, anche l'università stessa è un'istituzione pubblica. Questa sfiducia mi preoccupa molto perché non si giustifica più, bisognerebbe che le persone venissero da quest'altra parte, vedessero quello che si fa, quello che si mette in piedi, e quindi il movimentismo non dovrebbe essere un movimentismo come dire barricadero, scusatemi, ma dovrebbe essere un movimentismo moderato di gente che si rimbocca le maniche, comincia a capire quali sono le criticità, quali sono i vincoli delle risorse, quali sono i problemi, e in un'ottica diciamo di progresso vero provasse a mettere giù delle cose, ascoltare sì la società, però ascoltare quella parte della società che esiste, che non banalizza tutto, no? Che non butta via tutto, che non pensa che sia tutto sbagliato, che non pensa che siano tutti ladri, ma anche questa cosa che ma dove sono tutti questi ladri? Ma dove sono? Non ci sono questi ladri, ce li siamo inventati. Certo, c'è un episodio di corruzione, sono tutti ladri, non è così. Questa però è una cosa che andrebbe invertita, no? Perché questa cosa, la sfiducia nelle istituzioni, cioè tutto quello che facciamo noi, non vale niente, no? Cioè voglio dire, ecco. Allora, metti 10 milioni sul pari e poi ne metti altri 10 sul pari 50-50, 20 milioni appunto. Una volta sono rimasto scioccato perché una professoressa di economia ci ha fatto capire che l'FSE non valeva niente dal punto di vista macroeconomico, ci ha fatto vedere degli indicatori, noi pesavamo 0. Poi abbiamo detto sti dati qua non devono uscire. Quindi guardo l'economista, no, perché poi ma non si può misurare tutto così. Cioè, cosa vuol dire? Io penso che se cambio la vita di una persona, no? Oggi la collega del Centro per l'Impiego di Rovigo mi ha raccontato la storia di un ragazzo minore non accompagnato in Italia che hanno preso, gli hanno fatto fare gli hanno trovato la scuola, dopo gli hanno fatto fare la terza media, adesso è diventato maggiorenne, gli hanno trovato dicevo anche al dottor Romano, queste storie noi dobbiamo raccontare. Chi le ha fatte? Il Centro per l'Impiego di Rovigo, un impiegato pubblico. Cioè io sono
a volte dico, io faccio questo lavoro, dice ma non fate niente. Vabbè. Allora, però tornando alla domanda, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo partire dal basso, però convincendo le persone che possono lavorare con noi, con le istituzioni, perché le idee ce le abbiamo, poi, però se non c'è un'adesione sociale, non c'è una coesione sociale, non c'è un desiderio di fare delle cose insieme, non andiamo da nessuna parte. Dopo, il senso civico c'è ancora, secondo me c'è ancora, però voglio dire, lavoriamoci, ecco. Grazie. Farei ora una domanda trasversale a tutte e tre le nostre relatrici, perché è vero che si parla di STEM, ma si parla anche di STEAM, dove la A sta per arte, però nel senso più generale, cioè quello della creatività, del pensiero critico. E quindi l'approccio educativo sta evolvendo, no? Verso lo STEAM, dove la A indica arte e umanesimo. Quanto è importante integrare questa componente umanistica per innovare e avere successo nella transizione ecologica e digitale, dal vostro punto di vista, no? Quindi scienza, ricerca I primi scienziati erano anche filosofi, quindi ci rispondiamo tornando alle origini, la complementarietà, visione che non è unica, ma che guarda a 360 gradi. Giusto. Allora, la A è importantissima e vi devo dire che per esempio anche sulla ricerca che avevamo fatto sulle donne dell'ingegneria, un'altra cosa bellissima che è venuta fuori era che nel campione maschile l'uomo faceva il liceo scientifico e poi diceva ok, faccio ingegneria civile, ingegneria edile, cioè percorsi estremamente classici. Mentre le donne, a volte alcune facevano anche il liceo classico e capivano che proprio non era il loro e acquisivano in quei 5 anni la forza di andare dai genitori e dire no, io voglio fare la materia scientifica, voglio fare ingegneria. E la cosa bella era che ci mettevano una componente emotiva, una componente relazionale, una componente trasversale loro, per cui quando andavano a scegliere il percorso universitario dicevano sì, però non un'ingegneria qualsiasi, adesso vado tutti agli open day, vado a vedermi tutto quello che c'è e moltissimi hanno scelto ingegneria per l'ambiente e il territorio, ingegneria per aveva visto la frana nel suo proprio territorio, ha detto voglio fare idraulica perché voglio tutelare il mio territorio, ci tengo al mio ambiente, cioè si sono poste molte più domande e hanno scelto il percorso più preciso per loro e poi questa loro sensibilità l'hanno portata anche quando sono entrate nel mondo del lavoro e quando adesso sono donne di leadership, perché noi abbiamo intervistato quando loro sono diventate manager o anche alcune anche un'amministratrice delegata e quindi ruoli importanti, hanno portato avanti, hanno contaminato con delle loro competenze trasversali che avevano sviluppato, hanno contaminato il loro ambiente di lavoro. Infatti quando noi abbiamo intervistato anche gli uomini hanno detto ma noi lavoriamo benissimo in queste aziende e anche loro avevano cambiato aziende perché hanno detto abbiamo una capa, in questo caso donna, e questo era nel nostro campione, che ci ascolta, che facciamo riflessioni sulla carriera, che facciamo riflessioni sul significato dei progetti che facciamo e quindi va ad integrarsi anche, adesso ci sono anche le Green Comp e le Dig Comp, le competenze digitali che sono della Commissione europea, che parlano appunto di visione olistica, capacità di integrare tutti gli stakeholder, di coinvolgere tutti, di capire che non devi guardare solo il tuo risultato singolo ma il risultato della società e nel lungo termine. E nel nostro campione queste competenze erano assolutamente importanti ed emergevano. Oltretutto noi all'interno della nostra School of Management abbiamo creato anche da 12 anni appunto il Foscari Competency Center, che è proprio un centro che è stato creato per sviluppare le varie competenze, le competenze trasversali, sia quelle sociali sia quelle emotive, quindi sia quelle relazionali verso gli altri e sia quelle di rinforzo per se stessi, che sono rivolte a tutti gli studenti di tutte le facoltà, proprio perché ci crediamo che da anni, che qualsiasi poi sia il tuo percorso, deve essere sempre, le competenze trasversali te le porti sempre come ricchezza che porti ovunque.
Grazie, grazie dottoressa Bressan. Sentiamo la dottoressa Domeneghetti. Io, che dire, vi ho già detto prima sostanzialmente che vengo da una realtà che è multidisciplinare, quindi questo approccio delle STEAM lo sto già vivendo, lo sto già applicando, per me è reale e concreto. È il mondo di oggi che ci chiede di non focalizzarci sull'aspetto tecnico, ma associare la tecnica a qualcos'altro. Che cos'è questo qualcos'altro? Per me può essere architettura e design, perché io posso pensare a un progetto funzionale, ma se non è bello, se non è di design, se non è attrattivo nei confronti poi della collettività, non lo usa nessuno, ok? Noi oggi sviluppiamo app, abbiamo dei telefonini, abbiamo tutto quello che ci circonda, anche la fiera è fatta di moduli, ok? Sono moduli tutti uguali, devono essere funzionali, ma se non c'è la creatività che gli dà colore, che gli dà immagine, che gli dà un pensiero critico, no? Non sono attrattivi, sono tutti diversi, sono bellissimi tutti, però ognuno deve rappresentare qualcosa di diverso. Quindi per me le STEAM sono un bisogno oggi della comunità di riuscire ad avere un prodotto finale che sia sì funzionale, ma anche etico, sostenibile, innovativo. La vera innovazione è quando funzionalità e creatività lavorano insieme e sono sostanzialmente unite per creare il prodotto migliore per le sfide che oggi il mondo ci tende, no? Se vogliamo un esempio anche banale, ma rapportato al lavoro che faccio io quotidianamente, io mi sto occupando con il mio team di ingegneri idraulici del piano delle acque del Comune di Padova. Stiamo creando dei modelli digitali delle reti idrauliche di Padova per capire, quando sono sollecitate da eventi particolarmente intensi, come reagiscono sul territorio. Ora, questa cosa può essere la cosa più figa del mondo, passatevi il termine, ma se non sono in grado di comunicarlo, di trasferirlo alla cittadinanza, alla collettività, nessuno in Comune di Padova si renderà conto del rischio che ha a vivere in questo territorio, no? Ma questo vale per tutto il territorio. Poi noi siamo nella pianura padana e di acqua ne abbiamo in abbondanza, a parte insomma in qualche mese siccitoso, che è un ulteriore problema che abbiamo. Però quando piove, diciamo che oggi poi con l'adattamento anche ai cambiamenti climatici dobbiamo porci il problema di dove va sta acqua e in che grado di rischio stiamo vivendo, ok? Se non ho un comunicatore in ufficio che è in grado di trasferire questa informazione prettamente tecnica, ma la rende user friendly, la rende fruibile, la rende di facile comunicazione alla cittadinanza, io ho fatto un lavoro che non serve, ok? Questo è sostanzialmente quello che penso delle STEAM. Grazie. Vuole aggiungere, dottor Agostinetti, qualcosa sulla rilevanza di questa, sul pensiero critico oggi che si parla tanto anche di intelligenza artificiale? Sì, quindi... non è semplicissimo. Mi venivano in mente delle cose Sì. politically correct che non dirò. No, ma nel senso che, le dico, tanto ho bevuto 5 bicchieri di Pinot Grigio e mi perdonerete. No, stavo ragionando, no, perché anche rispetto agli esempi che si facevano delle donne che giustamente scelgono l'ingegneria, ma non la prima ingegneria che passa per strada, ma quella è perché è legata a alcune cose che in effetti sono all'approccio della cura, no? Cioè, in effetti, per motivare una donna deve vederci questo risvolto, ma è una roba intrinseca, non è una roba imposta dall'esterno. Certo, è sicuramente culturale, ma forse anche antropologico, perché in fondo pensavo l'uomo perché va in cerca dei soldi e del prestigio, no? Perché dicono gli uomini scelgono in base ai soldi e al prestigio potenziale, la donna in base alla cura. E allora la donna, per portarla alle STEM, devi fargli vedere l'aspetto della cura. Beh, forse è questo che va ripensato, perché adesso non siamo più nell'età della pietra in cui l'uomo, avendo il 10% di forza muscolare in più, andava fuori in cerca della bestia e la donna giustamente faceva la prole e ce li aveva attaccati al seno per 3-4 anni magari, e stava più nel nucleo e magari andava a cercare l'erbetta, no? Questo si dice, ma in fondo... Per cui sta roba qua ce la portiamo ancora dietro. Allora, se è vero che adesso siamo in un mondo diverso, perché la parità è questa evoluzione sociale
e questo è sviluppo economico, tutti questi mezzi che abbiamo che ci permettono di superare sto modello che ce l'abbiamo dentro in fondo, no? Perché non può andare a fare un'ingegneria che gli piace a lei e basta, no? Cioè deve motivarsi e trovare l'ingegneria che è utile, sì, ma siamo tutti utili comunque a livello sociale, basta che ognuno vada a fare le cose che servono alla collettività, a prescindere da una motivazione ultra, no? L'intervento sta generando trepidanza, No, vedo no. anche le relatrici. Sì, ma io non stavo criticando la motivazione delle ragazze, stavo ragionando che il mondo è tanto cambiato, la parità è perché il mondo ha un'organizzazione diversa, ma dentro di noi, nel nostro profondo, ragioniamo ancora come se fossimo all'inizio della rivoluzione agricola, cioè 10.000 anni fa, no? In un mondo che ci dà a tutti le stesse opportunità, ci mette sullo stesso piano, ma invece noi dentro, in fondo, l'uomo ancora ragiona come se dovesse andare a caccia e la donna ragiona ancora come se dovesse raccogliere l'erbetta, ma dal punto di vista biologico. Posso dissentire? Sì, certo. È stata nominata allora, la biologia, L'ho detto quindi ho detto vedo che dirò il una dottor cosa Somma che poi potrebbe, ma l'ho detto prende il apposta. microfono. Allora, parto da un presupposto che forse non è stato detto, ma tutta questa attenzione alla parità di genere, al benessere aziendale, tutta questa nuova politica, no? Di cura e attenzione verso i nostri colleghi, i nostri dipendenti, le nostre aziende che devono essere sane, è motivata anche dal fatto che un collaboratore che sta bene e che lavora bene e che vive in un ambiente sano è un collaboratore che produce, e sicuramente a fine anno un'azienda sana e competitiva è un'azienda che porta profitti, ok? Partiamo dal presupposto che è questo e che le donne di oggi che sono leader delle loro aziende non sono delle benefattrici, no? A fine anno anche loro hanno un problema di bilancio o meno, e quindi il motore iniziale è questo. Se però ci crediamo e questo benessere riusciamo a portarlo, tanto meglio. Noi ci occupiamo anche di medicina di genere e la medicina di genere tende a personalizzare la cura, in cui è vero che la donna tendenzialmente ha questo approccio che può essere un po' genetico, ma come diceva la collega, magari noi facciamo gruppo, magari noi ascoltiamo i nostri collaboratori e anzi forse la donna ha la capacità di percepire ancora prima alcune difficoltà che ci sono all'interno di alcuni processi. Io dico sempre ai miei ragazzi, che magari non li vedo tutti i giorni, ma che capisco benissimo le dinamiche quando c'è qualcosa che non va tra di loro, quando c'è una difficoltà, quando qualcuno magari ha una preoccupazione. Questo forse a una donna ce l'ha geneticamente e per fortuna. L'uomo ha la capacità di focalizzarsi sull'unico obiettivo, perché effettivamente nasce con inseguire una preda ed è rimasto. Siamo conservati geneticamente. La differenza lo fa nella cultura anche di accettazione che ognuno di noi è un individuo e che si può esprimere e può essere quello che decide di essere nel rispetto appunto poi della società e degli altri. Bene. Allora, siamo arrivati quasi alla fine della nostra tavola rotonda. Io chiedo a ciascuna di voi e anche al nostro relatore, in 30 secondi, un messaggio chiave che il pubblico si porta a casa dalle riflessioni che sono emerse. Quindi 30 secondi a testa per lasciare il nostro pubblico con una prospettiva, insomma, di pensiero, di riflessione ancora perdurante. Di sognare, con il coraggio anche di mettersi in gioco, di far fatica, ma di non perdere mai quello che è un'aspirazione personale, qualsiasi essa sia, perché la felicità sta nel fare quello che uno sceglie di fare, la libertà di scegliere. Io scelgo empatia e vorrei che tutti quanti ci prendessimo un po' in mano tutti questi temi che di cui abbiamo discusso, che li facessimo nostri e non solo nostri, ma anche delle persone accanto a noi in tutti i giorni in tutti gli ambiti dove operiamo.
Per me il messaggio è diamo valore alle diversità. Diversità su 1000 fronti, la multidisciplinarietà, la diversità di genere, la diversità di generazioni, quindi la diversità di pensiero, di cultura che arricchisce la nostra comunità. Beh, a questo punto mi verrebbe da dire che dobbiamo partire dalla coprogettazione con la società civile, noi istituzioni, lascerei questo messaggio e dal basso far emergere le linee, no, per poter andare a migliorare la nostra vita senza perdere di vista il bilancio delle aziende, così le mettiamo tranquille, soprattutto le amministratrici delegate. Quelli che hanno il problema di far quadrare il bilancio anche attraverso. No, ma io sono completamente, sfondo una porta aperta, figurarsi anch'io dirigo una struttura, seppur pubblica, e io voglio che tutti i miei collaboratori e collaboratrici siano nel benessere più totale, perché sono consapevole che lavorano meglio e portiamo a casa i risultati. Grazie, io ringrazio le relatrici, la dottoressa Montopoli, Bressan, Domeneghetti e il dottor Agostinetti. Ringrazio il pubblico presente che è intervenuto insomma con interesse a questo evento e ringrazio l'Ente Fiera naturalmente che ci ha ospitato all'interno di questo spazio, ENAIP Net ed ENAIP Veneto che hanno organizzato. Grazie ancora a tutti.